Uè, non ti sconta che a poco venne chi stia là sarà te futambone, eh? Ma chi? Ma già fu tampone? Sì, sa di avere se positivo o negativo. E beh c'è bisogno di un tampone, non si sa già l'esito. Scusa, ma se ti fio tampone, come lo sai l'esito? Ma fidi di me, c'è bisogno, sono negativo. Senti, se ti fio tampone, sta sempre cucco, farà, non puoi sapere niente. Carolì, o tampone non c'è. Io non tengo una fatica, non tengo nero, tengo una macchina sequestrata, una moglie che baffa, un figlio che è buono. Ma mi dice che trovare uno più negativo di me. Forse vi fa poco spiritoso, la situazione è seria. No, Carolì, me tengo paura, io non pizzichi le cose do naso, no. Forse, ma non fa niente, che lo tempo che... Te la sei chiesto, no? Bravo, io mi tra 10, io mi traso faccio scipare la finestra. Chiamala chi si non si sente buono. Perché che ti? Una sappilante, no? Ma aspettiamo con un altro sospiro, ma te lo sai? Carolina, ma che non è tanto tampone che mi fa paura, è la lunghezza. Amore, se tu non ti devi fissare, ok? Perché chi lei è un cosa è lungo, però che ti metti sulla ponta. Ma prima quando è la ponta? Un loco è venuto io, un loco io. Non ci siamo usciti! Forse, ma quando siamo usciti che stiamo in quarantena, che stai scema proprio. Trasito! Buongiorno! Chi è che c'è il virus? Voi sicuramente. Sì, magari è la ciappa fantasma, ma chi mi ha messo virus? Siete, non può scemo. No, quello è mio marito, è un poco cagato sotto, si mette un poco paura, capito? Signor, non vi preoccupare, c'ho la mano leggera, guardate. Non qui che tengo pesante. Tatta, ferma loco. Scusa, allora, più o meno, che tempo richiede? Signor, dipende, 24, 48 ore. E che c'è sta questo coso non ha sfinito di mano? Dottor, non ci capito, cioè, sto mattino oggi e poi venite a pigliare i mani. Signor, perché la casa non è che spazio. Va buono, va buono. Signor, ma quando mai? L'esito domani. Spiegatemi meglio che ne so, noi non capiamo tanto a livello di medicina, perché abbiamo fatto le scuole per terra, capito? Venite, sedete qua per favore, presto, venite. No, tutto non preoccupate, sono buono qua, state pure. Fundisce le fosse mie, faccio muovere. Carolina, me tengo paura. Sentite, non facci capricci, l'ho fatto un bambino qua che abita di fronte, un angioletto. Non ha detto una parola, non ha detto A. Ma il figlio della signora Esposito? Sì, proprio lui, Esposito. Che c'ho cazzo che non ha detto una parola, la creatura è muto. Ma bella, spacciare stamattina. Dottor, fate vedere un po' come funziona, chi la mette tranquillizzo guaglione, Allora. la faccio tu. La numera bacchetta. Oh, è arrivato Harry Potter, Scusate, ma ha scoplato perché c'è da bascia? Sentite, facci poco lo spiritoso. Questo lo dobbiamo mettere in gola. Vedete, in gola. Ma dovresti stare con lui? E poi nel naso. Che fai? In un naso, in un mietto. Voi direte, ma avrei fatto a settembre, stiamo belli. Prego, signor Molissi, si segga. Eh. Allora, apra la bocca e guarda la signora, Guarda la signora. Guarda a me, guarda qua, uccellini, guarda a me, guarda. Signora. Scusate, quello a me che mi viene così. Apra la bocca, guarda la signora. Guarda bene la signora. L'hai vista bene la signora? Allora, Pranino, Signora! Si fa una paliata. Non siete niente, scusate che non mi preoccupa, capito? Apra la bocca. Vieni a imparare a scandire. Apra. Guarda la signora. Il trenino, guarda, Hai fatto un biglietto solo andate a battere e tornare giù. Ma non vedi che già mi sto cagando sotto, avevo fornito. Signor, non si preoccupi, si tranquillizzi, me lo vedo io. Apra la bocca. Ancora ma comincia! Dottor, se non finite su scamazzo, perché sto finendo ma. Detto, ma io non ce la faccio, tengo paura. Sentite, a me mi dovete far lavorare, io sono un professionista. Ma avete capito quanta tamponi ho fatto fino adesso? 100. Sì. Tu essendo. 500. Ma che state dicendo? Ma che eresia che dite? Questi che sto facendo adesso, io si conta. Va buono, allora stai a posto, amore, stai in mano all'arte, stai. Allora vado! Apri! Grazie, dottor. Ci vediamo domani! Domani per l'esito. Domani. Mamma mia. Arrivederci. Voi siete comunque tu a me tutto figure in merda, ma fai fa. Chi ne paga in tua e in bocca te le rametta. Carolina, non ti preoccupare che sappiate 100 euro. Ma la vista pure un... Io ti porterò in un buon galop a casa Patugore. Ma ne manca passaccia che io ti trovo a te venire a fanculo. Io ti porterò un bel rock